saluto a tutti gli amici del motorsport e benvenuti all'11° appuntamento con la nostra trasmissione, che avrà un'apertura particolare, un'apertura dedicata ai motori del cielo. Sì, insomma, agli aeroplani. Ci rifacciamo a un evento che è avvenuto domenica scorsa a Pisa e che ha interessato moltissimi appassionati, moltissimi turisti. Si è trattato del Pisa Air Show. Naturalmente, punto centrale sono state le frecce tricolori. Si è trattata di un'esibizione che ha visto alternarsi velivoli civili e militari. Avviene ogni anno per l'apertura della stagione estiva. Si è trattato di un'edizione rinnovata con delle evoluzioni di aumentata difficoltà. Ma torniamo ai motori a terra. Avremo un servizio sulla 35esima edizione del Rally di Casciana Terme, Rally Day che apre il Giovane Open Rally. Sempre per quanto riguarda i reportage, non mancheremo di dare spazio alla 1000 miglia edizione 2017, l'edizione del 90°, particolarmente interessante. E ancora, un argomento particolare, un connubio speciale tra Vespa, la grandissima Vespa, e la Pop Art, un evento fiorentino ma di assoluta gittata internazionale. Un ospite speciale in Toscana TV Motori, si tratta di Max Milli, pilota di primo piano del campionato italiano prototipi, sarà in studio con il patron di Maxi Car Racing, Adriano Sartoni. Ancora ospiti, tanti ospiti, come sapete la sezione ospiti da noi è una colonna importantissima, portante della trasmissione. Dicevamo tanti ospiti, tant'è che abbiamo pensato di dividerli probabilmente in 2 puntate. Si tratta a vario titolo dei protagonisti del recente e già citato rally di Casciana Terme. Per quanto riguarda le rubriche, approdiamo a Parliamone, spunti di attualità dal mondo del motorsport con Alessandro Bugelli incalzato dal nostro Gianfranco Di Gennaro. Ed in chiusura, come dire, dulcis in fundo, i servizi di ACI Sport con riflessi filmati che riguarderanno i vari trofei e campionati italiani. Ma possiamo iniziare con l'omaggio alle frecce tricolori di cui parlavamo poc'anzi. Ci rifacciamo all'evento Pisa Air Show. Si è trattato di un evento che tradizionalmente apre la stagione estiva. Si sono alternati velivoli civili e militari, un'edizione con evoluzioni di aumentata difficoltà tecnica quest'anno. Per primi si sono esibiti dei velivoli dell'Aeroclub di Pisa, poi degli HH-139 del 15° Stormo. Qui abbiamo avuto una simulazione di salvataggio di un naufrago. Quindi è stato il momento della Guardia di Finanza con azione antisbarco, anticontrabando, con un inseguimento ad alta velocità che ha davvero appassionato. Quindi di scena lo Zlin 50, pilotato da Guido Racioppoli, con evoluzioni bellissime. A seguire vi è stato un lancio di paracadutisti dell'esercito, paracadutisti carabinieri, da un C-27 Spartan della 46esima Brigata Aerea. Ancora Eurofighter 2000, il più avanzato caccia intercettatore in forze al nostro esercito, alla nostra aviazione per meglio dire. Anche qui evoluzioni particolari e cose davvero molto spettacolari. Sempre il reparto sperimentale Volo Aeronautica Militare, protagonista con l'esibizione del C-27J, un cargo per trasporti sanitari e per missioni umanitarie. Infine, sempre per il reparto sperimentale volo, un tornado speciale che ha piroettato, come si suol dire, nel cielo in modo incredibile. Quindi il gran finale, il più atteso, con l'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale, con le immancabili, bellissime, suggestive scie tricolore. E quindi un ideale abbraccio di tutti i presenti alle nostre frecce. Come dicevamo poc'anzi, dal cielo torniamo sulla terra ed eccoci al servizio previsto sulla 35esima edizione del Rally di Casciana Terme, Rally Day, che di fatto ha aperto il Giovane Open Rally, servizio di Gabriele Michi con immagini di Video Rally.
L'epilogo non è stato certo quello delle proiezioni da bar sport, ed il primo a dichiararsi stupito è stato proprio Paolo Lenci, vincitore a Casciana Terme in quello che avrebbe dovuto essere un assolo da parte di Carlo Alberto Senigalliesi e Nico Signorini, tenori che alla vigilia erano da tutti indicati come esclusivisti nella rincorsa al calice più grande. A brindare è stato invece l'esperto lucchese, quelli che nel Granducato dei Motori tutti chiamano amichevolmente Paolino e che proprio sulla Peugeot 306 di famiglia aveva colto il successo nell'edizione 2010. Anni addietro, vedere la 2000 francese davanti a tutti sarebbe stata consuetudine. In livrea gialla, alternati al volante, i fratelli Mauro e Paolo Lenci monopolizzavano sistematicamente l'attico delle classifiche. Oggi, l'età anagrafica della francese e le sgomitate delle ben più fresche avversarie hanno posto un diniego nelle gare regionali. Ma nei Rally Day, arena dove le uniche 4 ruote motrici ammesse sono le N4, il gioiellino di Casalenci ruggisce ancora. Nella prima PS, però, gli equilibri avevano rispecchiato le aspettative della vigilia. Lì, la Renault Clio Super 1600 di Nico Signorini e Leonardo Marraccini si era imposta varcando la soglia della fotocellula con un secondo di vantaggio su quella di Carlo Alberto Senigalliesi e Giacomo Morganti. Un aperitivo in linea con le aspettative, con la Clio di Carlo Alberto Senigalliesi chiamata a far valere le proprie ambizioni su quelle del ragazzone di Saline di Volterra. E proprio nel teatro della seconda speciale, i 7 km dei Gulfi, la trama ha subito un colpo decisivo. L'aspirata di Senigalliesi esce di strada dopo essersi girata. 30 i secondi di troppo, gap limitato grazie alla compagnia della spinta. Una situazione di classifica che dopo il primo giro di speciali lasciava a Nico Signorini ampi spiragli di ottimismo, con poco meno di 4 secondi su Lenci, 12 sulla Clio R3 di Simone Lenzi e 1000 prospettive per festeggiare vicino a casa. Sensazioni più che positive durate appena un riordino ed un parco assistenza, annientate dalla perdita di pressione dell'anteriore destra riscontrata allo start della terza PS, conclusa con un fardello di 22 secondi a negare la leadership ed a consegnare alla Peugeot 306 di Paolo Lenci e Luca Spinetti il ruolo di capofila. Con Simone Lenzi intento a consolidare il podio ed a godersi il più possibile la seconda piazza ereditata dagli scivoloni dei due primatori, il confronto non ha avuto più niente da dire per quanto riguarda la pratica vittoria, perché Paolo Lenci, facendo di necessità virtù, ha badato a non strafare. Una condotta valsa alla resa dei conti il successo con 10 secondi sulla Clio di Nico Signorini e 3 di più sulla R3 di Simone Lenzi e Tony Cerone, terzi sul podio assoluto. Sì, effettivamente hai ragione, è andato tutto per il meglio, tutto bene. Siamo partiti proprio per prendere in mano la macchina perché sull'asciutto non l'avevo mai guidata. Poi era tantissimo che non correvo con Luca, che non correvo anch'io da già 4-5 anni. Niente, abbiamo fatto questa splendida gara che è bellissima, a me mi piace. È la quarta volta che la vinco con questa. È una gara che ci tengo, dico la verità. È andato tutto per il meglio. C'è stato qualche errore da parte dei senegalesi Signorini, se no magari si arrivava a terzi, però ero contento lo stesso, dico la verità, non mi cambiava nulla. Sul secondo giro, all'inizio della terza, siamo arrivati al CO e abbiamo trovato la ruota destra praticamente con la pressione quasi a zero, insomma a 1. Sono entrato in prova sperando con la speranza che reggeva, invece non ha retto, abbiamo stallonato e ho fatto più di 2 km, insomma con la ruota stallonata, piano via. Sono arrivato in fondo, insomma così. Poi dopo, niente, un po' da nervoso però poi piano piano ci siamo ripresi, ricredendoci, ridivertendoci, che alla fine la macchina è una gran macchina e niente, insomma. Sì, ci si è provato, almeno per fare il secondo ci si è fatta, insomma. Sì, dai, siamo arrivati terzi, più che sufficiente, giustamente montandoci una volta ogni 6 mesi e va bene, dai. E speriamo di fare qualche garetta più avanti e poi si vedrà. Per Carlo Alberto Senigalliesi la magra consolazione di essersi imposto nella metà dei passaggi a disposizione, particolare decisivo nel raggiungimento di una quarta posizione assoluta, tutt'altro che da festeggiare. Ma niente, praticamente sulla prima prova non eravamo estremamente contenti
vuoi un po' per la scelta delle gomme, quindi quello che credevamo di dover fare sulla prima non l'abbiamo fatto e abbiamo cercato di recuperare sulla seconda e abbiamo esagerato e niente, ci siamo girati, siamo andati, ci siamo affossati sotto strada e abbiamo perso circa 30-32 secondi e niente, poi da lì la gara è stata tutta in salita, abbiamo fatto degli esperimenti, comunque niente, siamo rimasti in gara un po' per vedere la macchina con le gomme, con le Michelin e poi per vedere, magari anche per dimostrare che comunque senza inconvenienti saremmo stati comunque in lotta per la vittoria. In quinta piazza hanno concluso Andrea Simonetti ed Alessio Pellegrini, penalizzati di 10 secondi a causa del ritardo accumulato a seguito di alcune regolazioni effettuate in trasferimento. Ma una gara partita male, abbiamo preso una penalità di un ritardo per 3 secondi per una taratura all'assetto, agli ammortizzatori, siamo arrivati in ritardo di 3 secondi al CO. Dopodiché ci siamo messi lì, abbiamo lavorato bene, sulle ultime 2 prove la macchina ha cominciato a dare accenni di mancanza benzina, penso che sia la pompa della benzina che ci ha abbandonato. Una gara veramente sfortunata nostra e va bene così, ci sono anche queste. A 33 secondi e 6 dalla Renault Clio R3 del pilota lucchese si è imposta quella di Leonardo Santoni e Umberto Butelli, protagonisti di una condotta crescente, ma che ha evidenziato lo scotto legato alla lunga inattività del pilota della Montagna Pistoiese. Settima posizione assoluta per Fabrizio Bertini, con Marco Nesti alle note, limitato da un problema all'interfono nell'ultima speciale, che tuttavia non ha negato un risultato inseguito dal 2014, nell'ultima edizione andata a buon fine sulle speciali di casa. Primo di gruppo N si è confermato Federico Feti, un primato valso in memoria a Nicola Sardelli e condiviso con Alessandro Montermini sul sedile di destra. Un'errata scelta di gomme lo ha costretto alla difensiva durante il secondo giro di speciali. Poi, tornato a mescole più morbide, il pilota della Valdezza è tornato a pungere. Nona piazza per i rientranti Gianni Lazzari e Antonio Bugelli su Renault Clio Williams, alle prese con una scelta di gomme poco convincente nella fase iniziale, ma protagonisti di un finale in assoluta evoluzione. Esordio più che positivo sulla Opel Adam per Roberto Galluzzi e Andrea Montagnani, decimi assoluti con una vettura che ha saputo regolare avversari decisamente meglio attrezzati. Per il pilota di Peccioli, la convinzione di aver trovato la quadra fin da subito con la 1600R, vettura che potrebbe regalare altri acuti nel finale di stagione. È stato questo il rally di Casciana Terme, edizione 2017. Peugeot 306, ringraziamo la scuderia la Jolly Racing Team. È andata abbastanza bene, come numero di iscritti e come successo anche di pubblico. In certi punti ce n'era anche abbastanza di più di quello che prevedevamo. È stata un'esperienza positiva per quest'anno, poi vediamo l'anno prossimo se riusciremo ad aumentare ancora come numeri magari e come importanza di vetture e di piloti. C'è stata una gara divertente, ho visto anche tanta gente del pubblico che è passata di qui prima, ha detto mi sono divertito, ho visto una bella gara, appassionata e tirata più che altro. Abbiamo con noi Laura Paperini, socio Conad del Tirreno. Diciamo un'imprenditrice a 360 gradi. Che lavoro in cooperativa Conad del Tirreno, sono 27 anni. Siamo sul territorio qui a Capannoli da 24 anni e questo negozio, diciamo, l'abbiamo aperto proprio io con altri soci che oggi sono diventati tutti dipendenti. Per noi è un fiore all'occhiello e credo anche per l'amministrazione comunale di Capannoli sia un fiore all'occhiello. Il binomio con un rally parte innanzitutto dalla passione forse per i rally di quando ero giovane, ma parte soprattutto da un grande amico,
signor Reali di Casciana Terme, che faceva parte del rally di Casciana Terme. Mi ricordo che quando venne a dirmi: Laura, ma vuoi provare a fare una partenza da Capannoli? Perché la prima volta che l'abbiamo fatta siamo partiti da qua. E si prova a fare insieme questo rally. Io mi ricordo sempre l'entusiasmo del signor Reali e la soddisfazione, e da lì smettere per me vorrebbe dire dirgli: Reali, mi è venuta a noia. Non è così, lo porteremo avanti sempre. Un parallelismo fra questo signor Reali e Pierangelo Brogi? Allora, Pierangelo Brogi, lui vive per i rally, Reali viveva per correre. Mi sono trovata bene con tutti e due. E veniamo alla 1000 miglia, la 1000 miglia quest'anno dei 90 anni, un'edizione molto bella, combattuta, vissuta, ricca di significati. Vi è stato il passaggio vicino alle zone terremotate, vi è stata una raccolta fondi da parte dei partecipanti e dell'organizzazione appunto della 1000 miglia. 1000 miglia che ha avuto un'attenzione particolare per la Toscana. Vi è sempre un'attenzione particolare per la Toscana, ma quest'anno, come dire, è stata doppia, culminata con la prova cronometrata di Pistoia. Quindi un tributo, se vogliamo, alla città di Pistoia, capitale italiana della cultura. L'equipaggio composto da Andrea Vesco e Andrea Guerini, entrambi bresciani, ha vinto l'edizione 2017 con un Alfa Romeo 6C 1750 GS del 1930, con cui, tenetevi forte, gli addetti ai lavori lo sanno, gli appassionati lo sanno, ma magari a qualcuno è sfuggito, con cui Tazio Nuvolari e Giovanni Battista Guidotti vinsero la gara bresciana nel 1930. Quella gara vide il super mantovano conquistare il record dei 100 km all'ora di velocità media su tutto il percorso. Per quanto riguarda Vesco e Guerini, si è trattato del secondo successo consecutivo e mai nessuno era riuscito a centrare 2 vittorie in 2 anni con lo stesso equipaggio. Al secondo posto il duo Luca Patrone e Massimo Casale su OM 665 Superba. Terzi i coniugi Mantovani, Giordano Mozzi e Stefania Biacca, già vincitori nel 2011 e 2014. La terza tappa si è conclusa sabato a Parma, dopo aver attraversato il tratto che consideriamo più classico della corsa, dopo essere usciti dal Lazio, Radicofani, Siena con lo spettacolo di Piazza del Campo. Quindi da Siena le vetture hanno virato verso nord per arrivare a Montecatini Terme, e qui tutti abbiamo seguito, come dire, da vicino il passaggio, e quindi approdare a Pistoia con la prova cronometrata di cui vi abbiamo detto. Dopo l'attenzione, il tributo portato a Pistoia, la carovana ha valicato l'Appennino attraverso il passo della Betone, quindi è scesa verso la pianura padana, Modena, Reggio Emilia. Nella quarta tappa di domenica sono rimasti soltanto gli ultimi 120 km da Parma a Brescia. Sono risultate decisive per la vittoria finale dell'Alfa Romeo le prove cronometrate sulla pista dei Tornado del Sesto Stormo dell'aeroporto militare di Ghedi. Grande tripudio poi a Brescia, dove si sono in parallelo concluse le celebrazioni del 90° della 1000 miglia, manifestazione che non ha eguali. Dicevamo un connubio particolare tra la Vespa, il più famoso scooter del mondo, e la pop art. Un evento davvero speciale che è avvenuto a Firenze, di gittata assolutamente internazionale. Il nostro servizio. Un dialogo tra la pop art e l'arte dello scooter più famoso del mondo, la Vespa. Le Vespe, per l'occasione evidenziate in una grande installazione verticale dal critico e artista Simone Dauria, nella facciata del Gallery Hotel Art di Firenze, che ospita al suo interno, fino al gennaio prossimo 21, la mostra Andy Warhol and Steve Kaufman Forever, 23 opere di Andy Warhol provenienti dalla Rosini Gutman Collection, tra le più ricche del lavoro del grande padre della pop art americana, unitamente ad alcune tele di colui che è considerato il suo erede artistico, Steve Kaufman. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Firenze, del contributo di Piaggio e di Laika e costituisce
una nuova tappa del programma di riqualificazione del Vicolo dell'Oro a pochi passi da Pontevecchio, iniziato nel 2013 dalla Lungarno Collection Ferragamo, che ha affidato a Simone Dauria, appunto in qualità di direttore artistico, la scelta di appuntamenti espositivi ed installazioni speciali. Siamo onorati di essere a Firenze. Naturalmente la pop art mancava da tempo e noi siamo molto felici di aver portato qualcosa di inedito qui al Gallery Collection. Insieme a loro abbiamo organizzato questa cosa con Piaggio, ci sono quindi le scocche delle vespe dipinte da Simone Dauria, ci sono 21 opere di Andy Warhol e abbiamo anche 6 opere di Steve Kaufman, quindi la pop parte da Warhol, che è stato l'inventore, e arriva fino a Dauria, che diciamo è il contemporaneo vivente che sta ancora diciamo facendo rinascere questo tipo di arte. Come è nata l'idea di questa iniziativa? Allora, sono stato contattato dal Lungarno Collection e da Simone Dauria, che è il loro direttore diciamo che organizza le mostre, e abbiamo pensato di portare, visto che come dicevo prima mancava da tantissimo la pop a Firenze, una città meravigliosa come Firenze, non doveva mancare la possibilità di visitare queste opere, tra l'altro inedite, non sono mai state esposte qui a Firenze, quindi la cittadinanza e i turisti potranno vedere qualcosa di veramente internazionale all'interno della città internazionale dell'arte come Firenze. Città internazionale che poi coniuga, se vogliamo, l'aspetto classico con la modernità. Esatto, le bellezze di Firenze, è inutile parlarne, sono conosciute in tutto il mondo. Adesso i turisti più giovani hanno anche la possibilità di vedere qualcosa di pop che li coinvolga diciamo nella contemporaneità della città. C'è anche Leica che ha diciamo, aiutato Piaggio e Lungarno Collection a dare una leva internazionale a questa mostra, e io spero che sia molto visitata perché vale la pena. Fino a quando sarà visitabile appunto? Fino al prossimo anno, fino a gennaio, quindi è un arco di tempo lunghissimo, però prima possibile io consiglio di venirla a vedere. E ricordiamo che siamo nel cuore della città, nel Vicolo dell'Oro, come dire, ogni passo qui, ogni metro ha un significato di storia. Esatto, qui la storia del Rinascimento, come dicevo prima, è inutile parlarne. Adesso abbiamo un legame col contemporaneo, con le Vespe Piaggio che ci hanno portato in tutto il mondo, sia oltre che come arte estetica, anche come tecnologia. Dimensione internazionale della Rosini Goodman, e ci sono anche altre cose legate alla IWA, ASEM e alle Nazioni Unite. Sì, ho l'onore, sono stato all'ONU, ho portato il progetto Restart, ho l'onore di essere direttore generale di questa ONG che è una delle più grandi al mondo. Risiediamo all'ONU e stiamo organizzando insieme a 51 paesi un percorso di queste mostre che porterà dall'Europa all'Asia le nostre competenze italiane, ma anche quelle internazionali di tutti gli altri paesi, unite a quelle che sono le nostre competenze artistiche. Siamo molto onorati di questa bella iniziativa che portiamo avanti oramai da 5 anni. Siamo al Gallery Hotel Art, a 2 passi da Vicolo dell'Oro, e diciamo che sono 5 anni che facciamo uscire l'arte che da sempre questa lobby ha accolto anche in Vicolo dell'Oro. Il nostro un po' è un omaggio alla città di Firenze, così bella e così importante anche artisticamente parlando. In realtà il Vicolo dell'Oro per anni era stato un po' abbandonato, e questo era il nostro contributo per renderlo ancora più bello. Dobbiamo parlare anche dell'attenzione della famiglia Ferragamo. Sì, la famiglia ci ha sempre sostenuto in questa mission. Come ho detto, questo è il Gallery Hotel Art ed è un albergo che porta l'arte nel suo DNA. È stato studiato e pensato dall'architetto Bonan per accogliere nella sua lobby delle opere d'arte, e quello che la famiglia ci ha chiesto dopo tanti anni di impegno in opere che rientravano all'interno delle mura di questo albergo era quello di far uscire l'arte al di fuori delle mura di questo albergo, approdando appunto in Vicolo dell'Oro. Questa bellissima selezione di Warhol, con una preziosa selezione anche di Kaufman, sempre appartenenti alla collezione Rosini Goodman, e naturalmente il nostro contributo pop prosegue in Vicolo dell'Oro con il contributo di Piaggio interpretato da Simone Dauria. Ed eccoci alla sezione ospiti con un ospite speciale. Andiamo a iniziare appunto con un ospite speciale. Si tratta di Max Milli,
pilota di primo piano del campionato italiano prototipi, in studio con il patron di Maxicar Racing, una nostra vecchia simpatica cara conoscenza, quella di Adriano Sartoni. Amici sportivi, buonasera. Si allargano le telecamere e qui bisogna che si allarghino parecchio, perché oltre al sottoscritto abbiamo un personaggio di peso che poi è il nostro partner principale, Adriano Sartoni, di CEO di Maxicar Racing, e alla mia sinistra Max Milli, una novità, pilota dei prototipi, Buonasera. altra specialità della quale non abbiamo mai parlato. Ora, domanda che non c'entra nulla, ma come fai a conoscere Adriano? Per tanti motivi X, che per caso che non si può andare avanti. La realtà è che effettivamente io mi sono innamorato della sua vettura vedendola nei filmati che mi ha portato Max. In effetti il buon Max Milli è una novità, perché grazie a lui riusciamo a parlare di prototipi, che è una specialità che a me è piaciuta unicamente perché ho visto il filmato che mi ha portato e della quale ho visto, innanzitutto ho potuto dare una positività a chi ha fatto le immagini, uno. Bravissimo. E due, soprattutto perché secondo me andare così in basso sull'asfalto non è troppo congeniale più con l'avanzare dell'età. Però calcolando che lui viene dal motocross, poi ha provato anche il kart, poi ha fatto il turismo, quest'anno ha deciso di provare con i prototipi. Una bella sfida. Adesso lascio la parola a te, ma come mai questo andare sempre più in basso? Si doveva correre con una macchina turismo e poi è fallito l'accordo e praticamente ho avuto questa chance di correre con questa macchina. È una sfida molto grossa perché purtroppo 46 anni si sentono, anche perché chi corre con questa macchina è da tanti anni che corre con questa macchina e quindi sono più avvantaggiati. Però io sono un leone, sono uno che ci crede fino al fondo. Quello che mi ricordo io però il campione italiano è Uboldi, non è poi tanto giovane. Ma Uboldi è tanto che è Uboldi che corre con quelle macchine. Ecco. Bravissimo, senza togliere niente a nessuno. Non mi sembra di vedere facce giovani nei prototipi. Sì, però il prototipo ha bisogno di rodaggio, di chilometri sulla macchina. Allora ti faccio una domanda semplice che volevo già farti così da tempo. La realtà è, uno crede che il prototipo sia un Formula con una carrozzeria. In realtà non è troppo così. Non è proprio così. È simile a un Formula. Motore, sospensioni, scocca, tutto quanto. Per esempio una biposto. Però una biposto. Ecco. Quindi è una macchina sempre particolare sulla messa a punto, più particolare della Formula, e una macchina che raggiunge tanta velocità e chi, specialmente a me, viene dal turismo, si trova un attimino a cambiare il metodo di guida. Quindi è più importante un motore oppure è importante l'assetto e l'aerodinamica? È un 50%, perché noi abbiamo fatto una gara a Imola, abbiamo avuto un po' di problemi di motore perché mancava un po' di chilometri orari, abbiamo cercato di sopperire un po' all'assetto, è stato un compromesso e ci vuole sempre la pista ideale per fare determinate situazioni. Comunque... E veniamo al buon Adriano, il quale ci ha presentato Max, e effettivamente lo devo ringraziare perché nella sua attività ovviamente lui spazia in tutte le specialità del motorismo, dai rally alla pista, e basta dire pista per dire quante specialità ci sono. Mi ricordo che ti volevo in trasmissione per parlare di serbatoi, poi AC-Sport ha deciso di fare quella bella deroga e vabbè, abbiamo fatto transeamur, ok, di questo discorso. Come vedi invece a te un discorso molto più in generale, cosa ne pensi di questa annata motoristica, se ci sono sintomi di ripresa, quali sono, se è più rally o meno pista o viceversa? Diciamo che fortunatamente vedo un bel rilancio in tutte le specialità. Tutti si fanno avanti, tutti si gestiscono le sue cose, ma insomma si comincia a vedere un po' di macchine negli schieramenti. Se vuoi che faccia un piccolo trafiletto dei serbatoi, hai piena facoltà. Niente, praticamente c'è stata questa deroga che non è andata poi così male da AC-Sport, perché era impossibile consegnare i serbatoi per questa stagione. Praticamente
hanno fatto, diciamo che concordo con Acisport che era ingestibile questa cosa qui. Invece vorrei dire magari a chi si adopera anche per la stagione prossima che dal 1° gennaio 2018 non ci saranno deroghe e che se uno ha delle corse in gennaio-febbraio sarebbe giusto che si adoperasse un pochino prima, perché le case costruttrici di serbatoi non potranno comunque fare fronte a tutte le necessità italiane e quindi qualcheduno succederà della confusione se non organizziamo un pochino prima la cosa. Insomma. Quindi la parola d'ordine è organizziamoci. Io direi di sì, per chi veramente ha bisogno di correre, per chi ha dei contratti, dei campionati, delle cose da rispettare. Bene, una domanda tecnica, ma per chi monta su quelle macchine, sinceramente sa tecnicamente tutto ciò che c'è in quella vettura? Allora, bisognerebbe sapere il più possibile della macchina perché sennò non si arriva a fare un setup giusto. Prima di montare si fa sempre una bella riunione con il capo tecnico e con tutti quelli della squadra per capire questa macchina come funziona, perché quando ti sei in macchina hai delle sensazioni. Poi tendenzialmente si parla subito di 3 cose. I rapporti del cambio, l'ala per la e un po' di assetto, generale, la macchina non faccia rollio, non faccia che è il motore che riesca a spingere, a uscire di curva e fare quello deve essere fatto. Diciamo che Max ha anche un bel prodotto, è una macchina molto evoluta con una scocca completamente in carbonio. C'è la telemetria sopra, insomma. Una bella squadra dietro. È una Wolf della Dual Race. Perché amo i lupi, quindi. Della Dual Race di Alan Gomboso, una persona veramente fantastica che mi ascolta in macchina e mi dà anche dei consigli dove io ho bisogno di capire meglio la macchina, perché venendo dal turismo. Max, com'è la soddisfazione quando tu chiedi delle regolazioni e poi quando monti in macchina vedi che, ci sono, vedi che va meglio? È una soddisfazione, sì, anche perché lo senti mentre guidi, senti la macchina, la senti sempre più tua, quindi è bello. Perché trasmettere è una anche di quelle belle sensazioni che ti fa tenere con goduri al piede giù, dici adesso là devo entrare pieno, prima non l'avrei mai fatto, adesso invece. Poi c'è il cartello dei 150 metri che ti diceva prima a 100 metri frenavi, ora a 50 metri, vedi il cartello e dici aspetta ora freno. Cioè, ragazzi, queste le cose belle che passano in un milionesimo di secondo. Più secondo, bravo. Nel cervello, questa è una cosa bella. Invece tu in un milionesimo di secondo ricevi una valangata di telefonate. No, lui è sempre a telefono, praticamente. Purtroppo. Essendo una società commerciale, però guai se non funzionasse sul telefono. Infatti. Siete 2 mondi che quasi all'antitesi, però in realtà quasi simili. Sì, perché nel motorsport. Tu sei alla ricerca delle prestazioni. Lui vende materiale ipertecnologico. Infatti, e nel frattempo tutta la roba l'ha fatta tutta lui e quindi sono contentissimo. No, è una bella cosa perché effettivamente dall'unione di queste 2 realtà saltano fuori delle sinapsi che poi portano a dei discorsi positivi, per cui se non ci fosse lui che in un determinato modo per primo vuole fare un programma e ha bisogno di vettura, freni, sponsor, eccetera, tutto quanto, anche se lui ha detto in prima parola sponsor, non ci sarebbe nemmeno però per la maxi car della gente che ovviamente telefona perché ha bisogno di particolari pezzi per rendere il tutto operativo. Questa è la grande verità. Sì, veramente. Mi fa piacere parlare con queste persone che sono positive perché effettivamente dobbiamo uscire da questo impasse negativo degli anni scorsi, vero? Io penso che ne siamo già un po' usciti, come ti dicevo. Perché effettivamente se no la gente sta reagendo. Speriamo, perché effettivamente dobbiamo dirlo, io ne parlo a livello anche televisivo, già solo 3 anni fa non c'era una trasmissione come la nostra, questa è la 95esima puntata. Bene, quindi bene perché ci dà possibilità di farsi vedere un po'. Non è neanche una delle cose, delle poche trasmissioni che magari durano come il tempo di un lampo e via andare, però insomma questo è. Grazie.
Toscana si dice come un gatto su un'aurelia. Ah sì, come un gatto su un'aurelia, ma questo me l'avevano detto, però quando frequentavo la Versiglia, adesso purtroppo non frequento più certi posti, sono un po' pacato, eccetera. Sentite, io ringrazio voi della vostra attenzione e ringrazio ancora Max di essere stato cortese, ci ha spiegato un po' il mondo dei prototipi. Volevo ringraziare... Aspetta, dopo, quando ho finito, ti do la parola. E Adriano, perché ci permette di avere piloti come Max, che ci deve raccontare l'ultima cosa. Dove ho toppato e non ti ho chiesto? No, io devo ringraziare tantissimo il mio equipe, mi segue. Perfetto. Tutti i ragazzi, da Marco Galiotti che fa video per me, che mi segue tutto, da Carlo La Rocca, da Maurizio Nassi, mio navigatore Nerelli, quando ci andiamo a divertire, e DS in pista, e a Federica Mammola, che è mia moglie, la velina, che mi segue. Di fronte alla moglie non si dice nulla. Ringrazio tutti di cuore. Ringrazio anch'io l'Aurora, perché tanto è come dire, è sempre al di là delle cose, e poi molto vergognosa, timida e non fa nulla, perché se non ci fosse lei, il reparto abbigliamento della Maxi Car, buongiorno, salve, così abbiamo fatto contenti tutti e soprattutto contenti voi. Continuate a seguirci, buonasera e grazie dell'attenzione. Buonasera. Buonasera. Proseguiamo con gli ospiti. Abbiamo parlato del rally di Casciana Terme e gli ospiti si riferiscono in gran parte a questo evento che si è concluso pochi giorni or sono. Amici sportivi, eccoci con i recenti dominatori e vincitori del recentissimo Rally Day di Casciana Terme, ovvero Paolo Lenci e Luca Spinetti, che hanno beffato, fra virgolette, tutti, aggiudicandosi appunto l'edizione 2017 di questa gara, che avevano già vinto, come ho detto nel pezzo del TG, nel 2008, nel 2009 e nel 2010. Quindi un bel poker. Vero, vero. Vi sentite, visto che in macchina magari tu li hai fatte tutte e quattro, lui no, ma vi sentite così, con un po' più di qualcosa, avendo scritto per la quarta volta il vostro nome e cognome nell'albo d'oro, in modo tale che resti ai posteri, oppure no? Ma diciamo che è stata una gara che io comunque l'ho nel cuore da anni, perché avendo vinta 3 anni consecutivi e poi erano circa 5-6 anni che non la facevo più, è una gara che mi piace molto e niente, è una gara che conosco abbastanza bene, mi sono difeso bene perché conosco molto bene il percorso, anche avendo una macchina. Anche perché tu hai 5 anni che eri fermo, no? Eh sì, diciamo che era 4-5 anni che ero fermo e gli automatismi, sono praticamente un po' arrugginiti, capito? Ci vuole quanto tempo ci hai impiegato? Un po' di strada. A togliersi un po' di ruggine. Ma diciamo dopo la prima prova, dai. Dopo la prima prova ha ripreso un po'. Hai capito come... Sì, come funzionava il giochino. Come funzionava, gli è ritornato il file, l'ha trovato, Infatti la seconda prova l'abbiamo vinta. La prima com'è andata? Quanto avete preso? Ma la prima abbiamo preso, mi sembra, 3 secondi e mezzo dai primi. Sì, però la prima era corta, lo so. Era circa 6 km, la seconda un po' più lunga. Neanche però il tempo io... di scaldare le gomme, dai. Sì, no, però diciamo, noi eravamo, si è messa in campo questa gara, diciamo, 20 giorni prima. L'ho chiamato, Luca, tanto che non si corre, si fa una gara insieme. E lui, ma sei sicuro? Faccio, tipo, volentieri, con te lo sai. Ci corro sempre volentieri, sia lui che mia moglie, cioè, sono 2 persone che mi fido al 100%, nel senso è anni che ci corro insieme. Era talmente sicuro che Luca non era per niente pettinato così, aveva pettinato normale, come è una persona che ha passato i 40 anni, e invece guardate oggi, tutti gli spaventi che ha preso sulle 6 prove del Rally Day, eccolo che... misteriosamente ce l'ho fatta convincere dicendogli che tanto si va piano e tanto sono fermo, si fa la nostra garetta, mi basta di entrare nei primi 5, tanto Carlo e il signori non si possono prendere. Scusa, ma tu dove sei residente? A Collodi di solito? Oppure no? Siamo vicini nell'area.
Perché secondo me, magari ci crede quando le dice queste cose. No, si va piano, va tranquillo, si va lì per passeggiare. Diciamo una passeggiatina, ecco. Sì, anche andare a fare una mangiatella. Onestamente l'ambizione era di portare in fondo la macchina, perché come dico è una macchina che abbiamo cambiato la scocca, che è da poco, e si comporta... raccontaci su, in effetti io quando l'ho vista credevo fosse, ho sbagliato, errore mio, credevo tu fossi in gara con quella bianca e blu che è la Maxi. Invece quando ho visto i filmati ho detto cos'è questa che è bianca? Poi tu mi hai detto sì, infatti no, hai ragione perché era gialla. Era gialla, esatto. Era gialla. Era gialla ed era una macchina ex Deila, quella di nostra quando l'abbiamo comprata. Era una che è stata diciamo un po' così modificata. Sì, negli anni l'abbiamo modificata diciamo su misura nostra, di mio fratello, cercando di migliorare effettivamente la macchina, comunque sia una macchina di 20 anni fa, una macchina quasi da pensione, dice sempre la sua, perché poi guardando i tempi prova speciale eravamo molto vicini ai primi. Capito? Molto vicino. Però uno ha forato una gomma, quell'altro ha fatto un dritto e quella voi che siete stati di costante passo veloce. Sì, perché poi subito dopo la seconda prova eravamo secondi assoluti, non è che poi le gare chiaramente sono fatte così. Certo, se non succedeva niente ai primi noi potevamo arrivare terzi, chiaro, sia Carlo che... Senti un po' Luca, ma secondo te cosa ha pensato quando dopo la seconda prova era già secondo? Dice, 5 anni sono passati ma sono ancora bello tranquillo. Cioè tranquillo, Ferrari da prendere un po' il passo, diciamo, giusto, no? Però dai, ci siamo messi lì, si è fatto due conti, se si fa sempre questo passo qui si fa un bel risultato e siamo andati avanti e poi dopo Nico ha stalonato una ruota sulla terza prova, abbiamo avuto, diciamo... campo libero, diciamo, le gare sono lì per quello, perché se uno fa un errore o c'è un problema tecnico... Le gare purtroppo si vincono sul palco arrivo. Infatti, per cui tieni presente che la tua 306 gruppo A, visto che ve l'ha fatta in casa, ha marciato con un orologino, quindi... Certo, no, la macchina non ci ha dato... Tanto di cappello. Non ci ha dato nessun problema, io della macchina lì appunto, se ne parlava prima con Luca, sono contento perché c'è ancora un po' di margine di poter andare più forte, anche perché se si considera che era 4-5 anni che non si guidava a buon livello e c'è ancora un po' di margine, però chiaramente strada facendo la prendi sempre più in mano la macchina, poi come ripeto una scocca nuova ci va fatta ancora un po' di modifiche per farla girare un po' meglio il dietro, queste cose qui. Lui non c'è bisogno che faccia le domande perché tanto parla a ruota libera, va tranquillo, visto che sta zitto di solito in gara. Sì, infatti parlo io. Senti un po' Luca, ma tu che frequenti la famiglia Lenci da quanti anni soprattutto? Sono dal 2007, 2006-2007. Quindi un bel decennio passato. Sì. Ecco, ma fra i due fratelli chi va più veloce? Tanto non ci sente nessuno. Vanno forti tutte e due. Più Mauro con il Maxi o più Paolo? Vabbè, sono due macchine completamente diverse. Però visto i risultati, Mauro ha fatto il Ciocco, è arrivato secondo, poi ha fatto Valdinievole, è arrivato terzo, Paolo con il gruppo A è arrivato primo, cioè mai giù dal podio. Sì, infatti, sono due piloti che vanno veramente forti in tutti i campi, diciamo. Mauro è più preciso, cioè per le gare lunghe, diciamo, no? Più costante. Paolo lì è più da vecchi rally sprint, diciamo, e infatti questi rally day gli si addicono abbastanza bene a lui, insomma. Ma se uno venisse in mente di mettere insieme e fare un equipaggio unico, cosa fate? Tirate a sorte chi fa una prova a testa? No, abbiamo avuto, diciamo, diverso tempo fa, eravamo a fare i rally sprint di Prato, no, non di Prato, comunque molti anni fa. Aspetta, dove eravamo? Che si faceva il Pistoia, rally sprint del Pistoia. E avevamo entrambi le 306 gruppo A, sia io che lui. Eravamo, diciamo, più o meno di quei tempi. Solo che io sono un po' più aggressivo rispetto a lui ha la guida un po' più pulita. Io tendo sempre magari a frenare un metro dopo, poi magari faccio un po' di casino, arrivo lungo, però è la mia caratteristica di guida, mi piace. Ragazzi, però insomma una famiglia da appassionati, anche perché poi voi vi ritirate nel vostro atelier, vi mettete dentro lì e modifica qua, modifica là. La cosa che
che mi è piaciuta di questa gara qui, che ne parlavo con Luca, che effettivamente non ci guardava nessuno perché i favoriti era Carlo e Nico. infatti. Noi nessuno ci guardava, però abbiamo vinto 3 anni a filo e il percorso lo conoscevo bene, quanto loro, forse meglio. Poi non c'è 3 senza 4. Infatti. E ci siamo vinti la quarta. Insomma, un bel poker. Il 2017. E adesso, dai, dici, Ma qual adesso- è d'ora in poi? Perché iniziare l'anno con una prima gara, un bel assoluto, uno dice, siamo già a metà dell'opera, che si fa? Ma siamo a metà dell'opera, ora si parla con Luca, si guarda programmi, il tempo che ha lui, il tempo che ho io, ma comunque qualche altra gara la facciamo, penso di qui a fine anno. Pistoia sicuro, Luca 4-5 gare. siete due lucchesi, E ragazzi. Luca, io penserei di sì, se lui è libero e disponibile. È il campionato mondiale, il certo. campionato mondiale regionale, perché chi Certo. parla di Luca guai, lì proprio, guai non esserci. Certo. Luca è Luca. Certo, Luca è Luca. Comunque, riparlando delle aree del Casciana, sono prove che a me mi piacciono molto. Perfetto. Proprio belle. Senti un po' Paolo, domanda identica che ho fatto a tutti gli ospiti di questa sera. Se tu dovessi modificare o cambiare qualcosa nei rally attuali, cosa toglieresti o cosa cambieresti? Io cambierei onestamente, cambierei perché ci sono tempi morti che io non condivido, proprio il discorso licenza alle verifiche, cioè al momento che ci danno la licenza, che l'AXAI ci dà la licenza, l'ACI Sport, esatto, abbiamo il foglio medico, l'ASCI, la patente, abbiamo tutto, se no non ti viene rilasciata. Uno potrebbe fare le verifiche Poi online, appunto, online oggigiorno vedono tutto, tanto che mi volevo iscrivere appunto con Luca e dissero no, devi andare a fare subito la licenza, se no non si può mettere, non si può Tanto se uno iscrivere. ha la patente scaduta o non ce l'ha, eccetera, lo beccano subito. Vedono subito, capito? Ti Quindi- rilasciano la licenza, per cui Quindi sono tempi sono morti. tempi che conservano Non si niente. fanno più quelle odiose file. Secondo me, vero? capito, io quello lo eviterei, poi il resto va bene. L'unica Vabbè. cosa, mi ricordo perché ero presente alle verifiche, fai tutta questa fila e tutta la consegna di questo materiale Capito? cartaceo, Bravo, bravo. poi ti danno i numeri, Bravo. poi devi perdere tempo per mettere sui numeri, cosa che se Bravo. magari te lo danno Capito? una settimana prima, parte già dall'officina con la Bravo, macchina, già bravo. con i suoi numeri, eccetera, arrivi lì, è tutto più veloce. Infatti io farei un po' più di verifiche sulla vettura. Sulla vettura, chiaramente, che è giusto, ma i documenti... I documenti quando sono quelli a inizio anno. Capito? Bene, sono saltate fuori tante ideuzze da girare ai vari responsabili o fiduciari di ACI Sport, sia delle varie province sia di quello regionale, perché credo che è dalla base che poi saltano fuori le idee per migliorare tutte queste cose, perché effettivamente sono tempi morti che lasciano veramente il tempo che trovano. Vero, vero, sono d'accordo. Per cui questo è. A noi fa piacere averli avuti con noi perché hanno già dimostrato il loro valore di essere sportivi veri e soprattutto vincenti. Cosa volete di più? La nostra porta è sempre aperta. Quando decidete di venirci a fare un salto a trovare o magari invitarci a far vedere qualcosa nella vostra officina, cosa fate, cose del genere, magari non tutto, perché poi ognuno di loro c'hanno i loro segretelli, eccetera, però insomma siamo l'unica trasmissione di motori con un certo background Infatti, in Toscana. noi vi seguiamo, cioè vi seguo la sera. Meno male. Fa piacere. Ne approfitto e poi dopo lo dirò anche in Parliamone che ci saranno, seguiteci perché ci saranno delle novità inerenti agli orari della messa in onda. Ma per ora saluto i miei ospiti e ringrazio voi della attenzione che ci dedicate. Grazie Paolo, grazie Luca, Grazie a voi. e alla prossima. Amici sportivi, eccoci qui con dei baldanzosi rappresentanti del Jolly Racing Team, ovviamente baldanzosi perché c'è il presidente qua alla mia sinistra, al quale dobbiamo tirare le orecchie perché secondo me è partito un po' col freno a mano tirato nel recentissimo Rally di Casciana, però al presidente, oltre a dare
le note con il lei, Lei, sì. giusto? Si perdona tutto. Certo. Comunque, dalla mia estrema sinistra, Antonio Bugelli, classe che non te l'ho chiesta ma la dici subito. 1980. 80, ed è il navigatore di Gianni Lazzari, presidente del Jolly Racing Team, a cui non chiediamo l'età perché i presidenti sorvolano. Il buon Nico Signorini 82, idem stesso anno, Leonardo Marraccini 2C e 2R, che sono esattamente l'equipaggio che è arrivato secondo assoluto al Casciana Terme. Quindi i noni e i secondi, e in mezzo invece il conduttore che era là sabato a vedere le vostre belle verifiche. A proposito, parto subito dalle verifiche. È proprio vero che nel momento attuale si potrebbe fare le verifiche digitali e non più quelle cartacee da far vedere? Ma io cosa ne pensi? Penso proprio di sì, perché al momento, visto che è quasi tutto online, anzi senza quasi tutto, è tutto online, quindi a mio avviso potrebbe essere... Anche per l'organizzatore sarebbe molto uno più, sgravio molto più snello e molto meno faticoso per tutti, anche per chi corre, per chi partecipa. Bene, prima domanda uguale per tutti. Cosa c'era di bello e cosa c'era di orribile, usando questo eufemismo e questo aggettivo, al recentissimo Rally di Casciana? Tanto Pierangelo Broggi ci sente, quindi male che vada, riferiranno. Partiamo da loro che sono arrivati secondo con una puntina di astio perché non hanno vinto. Ma c'era alla fine tutto bello. Sì? Nonostante il secondo posto? Sì, vabbè, ma queste sono le gare purtroppo. No, calcolando che sei arrivato secondo per una foratura. Sì. Dove hai forato? Su un taglio o perché... No, prima di entrare in prova ci siamo accorti praticamente al CO di entrata in prova che un pneumatico si stava sgonfiando e quindi niente, si è deciso di entrare in prova uguale con la pressione bassa, però poi... Dunque, vabbè, secondi assoluti con quella macchina mezza gialla, mezza verde, che era un po' come dire, non si sa che colore la faccia, ma... No, era studiata per i cosiddetti sport. Cromatograficamente visibile, diciamo certo, così. Sì. Morale, cosa avete trovato dai ragazzi? Scherzi a parte, in questo Casciana. Bello, tranquillo, una prova corta, una lunga, com'è? No, rally bello, le strade sono medio veloci, come piacciono a Nico, e il meteo ci ha assistito, la compagnia era giusta, c'erano tutti i presupposti per Ma tu lo sapevi che ti davano per favorito? Beh, sì, ci pensavo, nel senso... E fondamentalmente cosa hai detto? Ma... Non è che niente. A parte gesti che qua non possiamo fare perché siamo inquadrati, ma per il resto... No, vabbè. No, ci ho sempre pensato poco, nel senso si va per andare a divertirsi, per vedere il risultato alla fine, logico, però vabbè, si spera sempre in bene. Presidente, ma gestire tutti questi equipaggi in gara com'è? Ma quando corro io... Fondamentalmente delego un po' a Melania, agli altri, perché se no non mi rilasso mai. Ma quando arrivi all'assistenza ti mettono giù il tappeto rosso oppure no? No. Anzi, c'è uguale degli altri. Mi tocca lavorare lo stesso. È un classico. Sì. Senti un po', ti ho visto un po' arrugginito nelle prime due prove, però ci sta, dai. Sì, era da agosto che non correvo con la macchina nostra della scuderia, insomma. E niente, pian piano poi sono un po' così, ormai mi abituo a altri passi, poi dopo fatico di più a riandare medio veloce, perché io non sono mai stato un veloce. Un passista? Sono un passista, sì, insomma, se corro tanto mi sono tolto anche qualche soddisfazione, è passato, insomma, perché vedo che... Però mi ci vuole il mio tempo per entrare in gara. Via, ecco. E adesso mi hai risposto alla domanda attuale, ma la prima che ho fatto e che loro non hanno risposto, cosa c'è di bello e di cattivo nella gara? Cattivo per modo di dire, che cambieresti o che lasceresti o che ti piace molto? Tu da organizzatore dovresti avere un occhio clinico. Sinceramente io anche niente, perché... Noi a Pomaranci lo facciamo in un altro modo, ma perché è un altro periodo dell'anno, di conseguenza fa buio presto, la mattina insomma bisogna sfruttare più la mattina che la sera.
quella sistemazione lì che prevede insomma le verifiche nel pomeriggio, la sera scusami, le ricognizioni ovviamente come tutti i rally il pomeriggio, il consegnerà della mattina, ma sinceramente poi dopo con la partenza tardata la mattina della domenica, secondo me è una cosa che si può fare, che è bellina, è apprezzabile. Per le prove sinceramente le ho viste molto bene, molto veloci, ma insomma per quanto mi riguarda sono molto veloci, ma molto belle e molto bene anche... Ma non è che sono più veloci le prove del Pomarance? Secondo me sì. No, non credere. No? No. Ci sono dei tratti veloci anche a Pomarance, però non ci sono molte curve come lì veloci, ecco, perché lì ho notato ci sono tantissime curve veloci che non da persone Quelle belle da pelo, insomma, che, insomma, che persone conoscano bene la macchina e che hanno sicurezza, perché sennò il gas giù non lo tieni, se non lo tieni i tempi si fanno sul veloce, no? su un tornante più o meno. I passeggiatori li lasciamo da altre parti. Quindi onore al merito di chi è andato forte, quello sì, sempre. Questi due giovani ragazzi e complimenti, che sfrutto l'occasione per fare complimenti a Lenci Paolo che è tornato. Che non è di primo pelo anche lui come no, ha fatto una gran bella gara. Sentite, novità di quest'anno oltre a questa gara che si fa? C'è qualche progetto un pochino più importante a livello di gare, c'è un Casentino e poi un rally che adoro particolarmente, il Rally Legend. Il Legend? Il Legend, sì. Se tutto va in porto si dovrebbe fare questa roba. Bene, tu invece? Ma noi facciamo il Rally della Beti perché ormai per noi è un classico tutti gli anni. Lui è nativo. Sì, il rally per me è il rally di casa, quindi. A me mi è sempre piaciuto, quindi la Badignevole non lo posso fare. Fra 2 settimane, sì, infatti. Fra 2 settimane siete su da quelle parti. Sì, quindi... Andate a salutare i buon Barsanti. Certamente. E niente, quindi vedo, noi un altro anno facciamo 10 anni di sicuro insieme, quindi... Senti un po', ma invece quando è che c'è, quanti anni fa la scuderia? La scuderia è nata nel 2005, quindi sono 12 anni. Questo è il 13° anno di... La facevo più datata, non so perché, invece... No, sono io che corro dal 92. Cosa c'entra? Però la realtà è questa, la facevo molto più datata. Ho corso per altre scuderie e a suo tempo, poi dopo... Ma cosa vuol dire per voi far parte della scuderia più numericamente più grande della Toscana? Sicurezza. Sì? Poi no, vabbè. Non vi sente, qua non vi sente. No. Qual è il plus in più per cui avete scelto di essere parte integrante della famiglia Jolly Racing Team? La serietà, sì? Sì. Poi l'amicizia, insomma c'è un po' di cose, quindi... L'accoglienza, tutto lì. La cena a fine anno che è un casino. Cene, è vero. Sì. Lo sappiamo, ci abbiamo fatto servizio apposta, una cosa di quelli, a Luigi Michi ci ha messo 3 giorni per fare il pezzo. Quanto l'avete imbriagato Michi? Che di solito è uno bello filante, eccetera. Si vede che è stato bene, allora. Infatti è quello. E ci è voluto un po'. Bene signori, vi avevamo presentato 2 equipaggi che fondamentalmente hanno la loro passione come attu personale, ovviamente Gianni Lazzari non c'è bisogno di dirlo perché la esplica tutti i giorni, sia come presidente scuderia, sia quando può scappare e mettersi al volante come pilota. Ma la cosa bella di questi personaggi è che devo ancora trovare un socio della Jolly Racing Team che trova qualcosa da dire della scuderia. Vuol dire che o c'è un'educazione ferrea oppure che il presidente ha di quei dettami che non gli scappa nulla. Sotto la scrivania c'ha... appunto. C'è la famosa botola che tira. Diciamo che bisogna essere educati, no? E quando le persone sono educate
frequentano gli educati o ci stanno o non ci stanno. Quindi, Bene. di conseguenza o si trovano bene o male subito. Quindi Devo fare, non perché Gianni è qui, ma ho seguito sui social anche una diatriba per uno che aveva posteggiato male la vettura lì all'Arciano. Devo dire che anche in quel caso lì hanno risposto con maestria alle invettive di quel signore. Effettivamente è sempre più difficile che uno dica la parola grazie. Non per far polemica, no. Devo essere sincero. Io sinceramente sì, gliel'ho chiesto la seconda volta che ho fatto uscire un piccolo comunicato sul social, gliel'ho chiesto, ma non tanto per me quanto nelle persone che hanno lavorato e che si sono sentiti un po' offesi da questa cosa. Ecco, ma con ragione, tra virgolette, del proprietario, che mi dispiace che quello è successo, perché nessuno si immagina che mettendo una fettuccia intorno a una macchina la fettuccia stinge e macchia la macchina stessa, quindi ci rimane male già per quello. E poi dopo, insomma, si sono sentiti un po' offesi, anche le amministrazioni comunali lo stesso, perché furono un po' aggrediti anche loro. E io niente, chiesi gentilmente se potevano far sapere sul social che era tutto a posto e si era fatto, ecco, il nostro dovere, come ovvio che doveva essere. Poi dopo ognuno la pensa a modo suo, ma abbiamo chiarito con la persona lo stesso, ovviamente ognuno deve esprimere le proprie volontà, però ecco, tendo a precisare che problemi non ne abbiamo ora con nessuno, nemmeno con il padrone della macchina stessa. Ho fatto una digressione dalle solite mie domande, perché ho letto e ho seguito con piacere questo discorso, perché ai toni un po' accesi, poi dopo immediatamente c'è stata una specie di pacatezza che in poco tempo ha permesso di verificare che la passione, fra virgolette, o anche la missione di colpa di non aver levato la vettura così come gli era stato, fra virgolette, consigliato, ha portato a una normale, a una fine normale, cioè che effettivamente, come hai spiegato tu poc'anzi, si è trattato di un malinteso più che altro, eccetera. Però è bello che alla fine tutte le cose funzionino. Ringraziamo quindi, a partire dalla mia estrema sinistra, Antonio Bugelli, Gianni Lazzari, equipaggio e nonché Gianni, presidente di Jolly Racing Team, Nico Signorini e Leonardo Marraccini, equipaggio secondo arrivato a Rally di Casciana, e poi, se li rivedrete qui vorrà dire che avranno fatto altri risultati. Sicuro. Tanto qui, porta sempre aperta per per i protagonisti. Sì, ma sicuramente qualche gara in più la faremo sia noi che Nico, anche perché, insomma, bene o male abbiamo dei sostenitori abbastanza importanti, quindi qualcosa bisogna far vedere che si fa. Quindi, è vero, perché sennò i sostenitori che fanno? Anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri sponsor che tutti i giorni, insomma, tutti ci sostengono ormai da anni, e no, è una cosa dovuta, perché senza di loro non si andrebbe avanti. I partner sono sempre bene accetti. Non si andrebbe avanti nessuno. È vero, la volta scorsa infatti era qui con la camicia tutta bella fresca di sponsor, questa sera invece magliettina tranne lui, sociale, redarguito, 20 euro di multa nella bacheca della scuderia. Va bene. Grazie a voi della vostra attenzione, grazie ai miei ospiti, alla prossima. Si riaccendono le telecamere, ritorniamo in studio ed ecco un'altra coppia di ospiti e recenti protagonisti del Rally Day di Casciana. Alla mia sinistra Simone Lenzi, alla mia destra Tony Cerone, ovvero l'equipaggio terzo classificato, cioè ultimo gradino del podio. Simone, che mi combini? Hai fatto una modifica a un cartello stradale, ci dicono, nessuno l'ha visto. Mi mancava qualche cavallo, ho preferito allora levare il paraurti, almeno il motore si raffreddava meglio. Ho notato, però hai fatto quasi tutta la prova con il paraurti sotto. Sì, vabbè, quella era tutta una tattica per migliorare la prestazione. Se ti faceva da scivolo? Sì, però ho visto No, ho dovuto riordinare il paraurti, il fare un po' di roba, già non vale la candela. Vedi? Senti un po', ma non è che hai capito male una nota? Io penso di avergli le date giuste. No, però si vede già che lui tendeva già, poi con l'autobloccante, come mai spiegato, ha smusato un po', l'ha tirato fuori e via andare. Questo ragazzo si deve fare,
si deve fare. Lo sai che se metti la macchina già con con 2 ruote fuori, anzi 3/4, prima o poi ti porta fuori del tutto. Vabbè, ma quel cartello lo dovevo levare per quelli che passavano dopo, per avvantaggiarli. Perché poi dava fastidio. Capito? L'ho fatto per aiutare l'avversario. Senti un po', l'ultima volta che sei stato in studio era l'anno scorso dopo il Pistoia e avevi fatto un bellissimo risultato con la famosa stufa. Mi è rimasta qua l'idea della stufa. Bella macchina grande, eccetera, che sulle stradine del Pistoia proprio non la vedevo. Invece quest'anno ti ritrovo con la tua bella Clio R3 che invece è da tanto tempo che tu e Tony la usate. Sì, è dal 2010 ora che si corre un po' con l'R3, un po' io, un po' il mio fratello, un po' alternarsi per le spese e niente, però l'R3 è secondo me una grande macchina, va bene nell'insieme, qualità-prezzo e tutto, dai. Permette di divertirsi. Sì, secondo me sì. Paraurti costa il giusto, sì. Infatti. Senti un po', ma come sono questi rally day per voi? Sono delle gare con cui ci si può ancora divertire, fra virgolette, oppure cominciano già a essere che gli si deve dedicare un po' più di tempo per essere competitivi, per i soliti prova strade che le consumano? Perché non credo che né tu né Tony siate di quella stirpe. No, con Tony io me la memorizzo tutta per benino e poi andiamo a fare un qualche passaggio. Perché Tony invece visto il tuo lavoro, tu di solito sei a qualche chilometro di distanza, già ne fai di chilometri col tuo camion, vero? Quando si va a provare si prova 2-3 passaggi per prova. Il giusto. Sì, quello che serve, diciamo. Almeno una volta a settimana, 2 mesi prima del rally. Vabbè, dai. Però, insomma, dai, in effetti è una specialità dove in effetti dovrebbe essere anche una specie di improvvisazione. La guida da rally non è quella da pista, che deve essere un po' più improvvisazione, saper reagire a com'è il percorso o cose di questo genere. Tu per esempio quando hai tirato giù il palo, quello dietro di te avrà trovato il brecciolino in più sulla strada, no? Quello sì, è normale, ha trovato anche il paraurti, la mascherina. No, il paraurti mi ha detto Tony che l'ha trovato a fine prova, quindi, perché si vede dalle immagini che ce l'avete sotto, ha detto prima o poi, dopo la curva l'ha lasciato lui, mi fa no, l'hanno trovato verso fine prova. No, se trovate si è anche rimesso. Ah sì? Sì, ce lo lascio anche perché bellino. Paraurti battezzato, paraurti sagomato. Vedo. Senti un po', ma quando gli date una nota non è mai successo che magari vuole strafare o che non la capisca? No, Se no che fai? Io ho sempre detto, tiro freno a mano e scendo. Strani navigatori, Sì. Strane gente, Davvero, Questo sì, Questo ce lo lottiamo fra me e mio fratello. Lo scende lui, lo prendo io, lo scendo io, lo prende il mio fratello, è tutto... Oh, quanto ti danno al chilometro? Mi pagassero al chilometro sarebbe un casino. Cambierebbe lavoro subito. Sì, subito. No, in effetti mi piace perché è la seconda volta che vedo Tony e sinceramente è nato un feeling, ma feeling ovviamente nato sulla passione, perché effettivamente è uno molto molto calmo, molto tranquillo, ma che secondo me in gara cambia completamente. Nel momento stesso in cui tira le cinture, sembra uno bello pacioso, tranquillo, eccetera, invece... Quando tira le cinture entra nel panico, c'è quell'orologi... siete l'esautorazione viva e perfetta di coloro i quali corrono per divertirsi. Ma non si va a correre per divertirsi, anche perché questa è la cosa base. Il guadagno non ce n'è. Infatti, semmai si vince la coppettina, la si porta a casa, magari la moglie o chi per esso, un'altra roba da tirare giù la polvere, per modo di dire, però guai a chi la tocca perché è quello. Però è un divertimento, uno svago, un passatempo, un gruppo di amici. Deve essere questo. Con la gente che bene o male ti vai per divertirti, per correre, non per un lavoro, e tanto lunedì mi tocca tornare a lavorare uguale. La realtà è proprio questa, il lunedì tanto tutti si ricontinua la routine e si trovano le gare perché si fa un weekend e si passa del tempo in un altro modo, dando sfogo alla passione, cercando di far meglio degli altri, perché poi la competizione è insita in noi e via andare. Anzi, vi annuncio già che fra poco il Simone sarà stasera qua nella duplice veste di pilota da una parte e anche di far parte dell'entourage di una vettura unica in Italia, non diciamo di più.
quando poi dopo nel prossimo servizio vedrete chi ci sarà al mio fianco, capirete. Comunque è un'entità toscana ben precisa. Quindi è anche un modo per dire gentilmente, cari signori, grazie del tempo che mi avete dedicato, no? E parliamo di questa bella novità. No, fondamentalmente è stato anche a voi questa domanda che stasera faccio a parecchia gente. Se doveste cambiare qualcosa nei rally, cosa modifichereste in questo momento del regolamento o su come si svolgono queste gare? Bella domanda. Tipo il parco assistenza che scimmiotta la Formula 1 vi piace? No. Ma no, dai, andare a criticare qualcosa che secondo me già chi organizza una gara fa già qualcosa di molto 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 difficile in questi momenti di crisi, sicché andare anche a criticare qualcosa secondo me... Però è con le critiche che si fanno le cose viste in positivo che si migliora sempre. Sì, però penso che per chi organizza trovare sempre più personale, gente più addetti, la burocrazia che c'è oggigiorno per poter organizzare una gara penso sia già al limite, poi purtroppo trovi la persona che non capisce la situazione di come gestirla al meglio e niente, dai, secondo me critiche. Tu invece vivi solo che sai già, quando ti dice noi si va a fare la gara, tu sai già in che giorni sei impegnato. Sì. Praticamente quest'anno quanti giorni sarà impegnato? Ma non lo so, prossimo quale sarà. Ah, bene, Il Pistoia diciamo è sicuro. Il Pistoia è sicuro. Il resto dipende, quando decide ti chiama e lui risponde presente. Se paga l'iscrizione sì, se no corre. Questo mi fa ridere. Signori, è bello avere questi ospiti così simpatici, oltretutto grande mangiatore di carne Simone, perché nella cena pre eccetera, ho visto come divora la bistecca, è stata una cosa veramente importante, per cui grande toscano, idem anche Tony, un po' meno mangiatore di carne perché lui si è buttato più su una pizza. Ma lui non è toscano, è cerone. Vabbè, uguale, però vive qua in Toscana da quanti anni? Nato. E allora, vedi, no. ormai ha assimilato un po', no? Del Granducato. La carne che ho mangiato io ha assimilato. Bene, grazie a voi della vostra attenzione e... Siamo arrivati al momento della nostra rubrica, parliamone con Alessandro Bugelli, che solitamente viene lasciato, potrei dire così, all'incalzare di Gianfranco Di Gennaro. Quest'oggi restiamo tutti e tre in studio, cambiamo un po', le novità, il vento di Toscana TV Motori. Buonasera Alessandro. Buonasera. Con Gianfranco siamo gomito a gomito, ci salutiamo ogni 2 per 3. Bene, in effetti doveva esserci il buon Gabriele Michi, ma un impegno improvviso di lavoro giustamente l'ha reso assente e noi l'abbiamo sostituito con una persona abbiamo più invitato snella, Lorenzo Caffè, che di solito nelle nostre discussioni le sente ma non partecipa. Le sente, le lancia, le commenta, bravo. eccetera. Allora, dai, parti tu con una domanda per il nostro Alessandro. Allora, questa sera ho rivolto a quasi tutti gli ospiti una domanda in particolare e ho ricevuto come risposta il fatto che preferirebbero snellire le procedure delle verifiche sportive, rendendole magari più online, cioè più consone alle possibilità tecnologiche del momento, tralasciando tutto il discorso del cartaceo, della presentazione. Cosa ne pensi? Potrebbe essere una cosa innovativa per risparmiare tempo? Può essere un'idea. Può essere un'idea, però bisogna valutarla bene, bisogna organizzarla bene, perché online, cosa vuol dire online? Online vuol dire che ogni postazione dei verificatori sportivi deve avere comunque un terminale collegato a internet. Oppure che nella fase precedente della chiusura, quando arriva l'iscrizione... Quello è già stato comunque fatto, viene già fatto adesso, cioè, viene protocollato tutto. Quando si arriva alle verifiche naturalmente c'è già la documentazione. Sanno il numero di licenza, com'è, come non è. Sicuramente snellirle si può, ripeto, va valutato bene, perché non è così semplice come a dirlo. Però è anche vero che quando la licenza ti viene data all'inizio dell'anno, la licenza è quella, la patente lo sappiamo quando scade.
se ci sono delle modifiche in corso per infatti, il ritiro. Il certificato medico di idoneità lo sappiamo quando scade, quindi la tessera ACI, la tessera dell'Automobile Club d'Italia è uguale, quindi secondo me ci sono le possibilità di poterla snellire questa procedura, però ripeto, va valutata bene, va valutata bene. Però sì, con valutazione. Sì, bisogna A cercare di capire le modalità, appunto. La cosa bella però è che tutti i vari, chiamiamolo così, comprimari e attori però delle varie gare hanno, più di uno ha sottolineato questa possibilità e magari, sai, consigliare anche alla federazione determinati passi da intraprendere. Ma sì, sai, per esempio potrebbe essere un'idea fare un check-in da casa anche il giorno prima da parte dell'equipaggio, in maniera tale che arriva alla gara ha già tutto pronto. Potrebbe essere un'idea. O qualche giorno prima magari. Ma sì, così magari dopo gli danno i numeri di gara. O anche appunto in fase di iscrizione proprio. Potrebbe essere un'idea, ripeto, Così, però sai, allora, in Italia quando si comincia a parlare di procedimenti da fare online, eccetera, l'Italia a livello di banda larga, banda stretta, banda corta, non siamo messi bene. È vero, è vero. E poi c'è cos'è molto di più aleatorio che non il mondo web. Poi spesso i sistemi anche operativi di grossa portata, come possono essere appunto quelli che devono supportare un lavoro del genere, appunto di inserimento dati, eccetera, spesso si bloccano, si piantano. Non è una cosa semplice. Ripeto, va valutata bene e questo dovrebbe essere, credo, anche la federazione la federazione ACI c'ha ACI Informatica, no? Che lavora nel backstage di tutto questo. Potrebbe essere appunto che implementa qualcosa per gli anni a venire, però ripeto, qui si parla secondo me di anni, non di mesi, neppure di giorni. Certo. Anch'io ho una curiosità per te, quindi vorrei sapere la tua opinione in altri termini. ACI Sport regionale, Open Rally Day, Sicur Maxi, insomma campionati che si stanno, come abbiamo avuto modo di dire insieme, coriandolizzando? Ma dunque io sono contrario alla coriandolizzazione dei campionati. Ad alto livello io ho sempre asserito che la fascia intermedia, cioè in questo caso il campionato italiano VRC o l'IR Cup, dovrebbero sparire. Dovrebbe esserci un contenitore unico, come fanno anche in Francia. In Francia le VRC corrono insieme alle altre macchine, magari fuori dal punteggio di campionato, oppure gli dai un punteggio a sé stante e fai il campionato italiano VRC all'interno del campionato italiano. Certo. Poi il titolo di campione italiano è uno solo e rimane a chi corre con le R5, eccetera, eccetera. Il problema qual è a monte? Il problema è che ci sono troppe gare in Italia. Troppe gare, troppi campionati, perché bisogna accontentare quello, bisogna accontentare quell'altro, a livello politico, a livello amministrativo. E anche la tua opinione, Gianfranco? Ma io non amo i doppioni, questo perché è una cosa mia personale come carattere. Quindi vedere che a livello per esempio toscano, perché noi siamo nella trasmissione regionale, esiste un campionato regionale toscano che per fortuna è unico, però c'è un campionato per i Rally Day e un altro campionato con divagazioni o gare o leggermente al di fuori dell'ambito regionale, valido per una classifica che andando sul sito di ACI Toscana Sport si possono vedere tutto l'elenco di gare e le rispettive classifiche, e poi assistere al fatto, come recente Casciana, che per unione di alcuni organizzatori salta fuori l'ennesimo campionatino o trofeo che si chiama Open Rally Day, così magari come c'è il Sicur Maxi Rally Centro Series, che non sono nient'altro che la fotocopia di quanto già appunto fa già ACI Sport, mi sembra, fra virgolette, un doppione inutile. Però c'è da dire anche che essendo
c'è una sostanziale differenza, come mi ha specificato al telefono Luca Rustici, che è il fiduciario regionale di AC Sport, che per essere inseriti all'interno delle classifiche di questi trofei AC Sport non bisogna iscriversi da nessuna parte, né tantomeno sborsare denaro, mentre invece nelle altre due condizioni, visto che però c'è un montepremi finale, nelle altre due invece c'è una specie di tassa da pagare differenziata fra pilota e navigatore, nel caso per esempio dell'Open Rally Day, non so nel Sicur Maxi se è differenziata anche lì, è una tassa unica, però insomma mi sembra che questa sia la prima e sostanziale differenza. Dopodiché ti ho risposto. Sì, poi riavvolgiamo un po' il nastro. Secondo me in Toscana ci sono troppe gare, rally si sta parlando, Certo. Troppe gare. 3/4 di esubero. Sì, più o meno. Questo cosa porta? Porta ad avere degli elenchi iscritti, ovviamente scarni. Ora, non è il caso specifico dei rally di quest'anno o anche dello scorso anno, perché siamo andati sempre in crescita negli ultimi 2 anni per la maggior parte delle gare. Però comunque alcune annate, ecco, se ci fossero meno gare, poi a volte nelle stesse province singole ci sono delle gare che interessano la stessa strada a distanza anche di 3, 4, 5 mesi, quello che sono, e si rischia di essere troppo invasivi. Poi non è il caso di alcune province, perché alcune province non hanno questo problema, ma altre province sì. Di sicuro. Tutto questo però non riguarda, credo, per esempio un rally importante che alle porte, il rally degli abeti. Ma allora, il Rally degli Abeti ha avuto degli anni d'oro, poi ha avuto delle flessioni anche notevoli, ma questa situazione è figlia appunto del fatto che ci sono troppe gare. Poi troppe gare vuol dire, vabbè, il creare problemi anche di ordine pubblico, eccetera, eccetera. Poi vuol dire anche avere difficoltà nel trovare ufficiali di gara che possano, perché sono volontari gli ufficiali di gara, attenzione. Ecco, difficoltà nel trovarli, nel reperirli. A volte certi organizzatori li fanno venire da fuori regione, attenzione. Da altre province, è vero. Quindi nella fase centrale poi anche della stagione, dove le gare sono molto fitte, c'è la difficoltà anche, a parte, ripeto, di avere gli ufficiali di gara, le persone preposte che sono nel backstage o comunque a servizio della manifestazione. Poi anche i piloti, perché il Rally di Casciana c'è stato la settimana passata. Ogni 15 giorni una gara. Non c'è tempo nemmeno per... Qui si sta parlando non di professionisti, che non lo farebbero mai comunque 15 giorni, una gara ogni 15 giorni. Si sta parlando di piloti della domenica, non nel senso dispregiativo, però piloti dilettanti. Cioè, non è facile. C'è una densità di gara che non è facile incide. Non è facile reperire i fondi, i soldi per correre. Ci vogliono. Capito? Quindi, ora poi, io non ho nessuna gara contro la quale devo puntare la lancia o il mirino, no, assolutamente, sono tutte belle le gare. Però è indubbio che ce ne siano troppe. Ecco, sono tutte belle, organizzate bene, io ne vedo tante a giro per l'Italia e siamo un'isola felice in Toscana perché i nostri organizzatori sono molto bravi, però ripeto, ci sono troppe gare. E comunque siamo ad un quarto della stagione, che dire? Ma sai, la stagione parte, mi ricollego a quello che ha detto Alessandro poco fa, si parte da fine febbraio, di solito con il carnevale, e si finisce con il ciocchetto la settimana prima di Natale. Cioè, nell'arco di queste 43-44 settimane, che poi collima anche con la nostra messa in onda, per cui noi mediamente facciamo dalle 40 alle 43 puntate l'anno, abbiamo ogni settimana una motivazione per poter parlare o prima o durante o dopo di una gara, ed effettivamente già solo questo ci fa capire che siamo un po' oberati.
Poi oggi, parlando al telefono io e Alessandro, mi sono reso conto che a livello toscano c'è un'altra specialità di cui noi non ci siamo mai occupati e che ci è stata fatta una specifica domanda dai nostri telespettatori attraverso la nostra mail redazione@toscanatvmotori.it. Uno, Marco da Pistoia, che ci ha chiesto: ma come mai vi occupate solo di auto e pochissimo e quasi mai di moto, soprattutto in specifico di motocross? Prima domanda. E di questo ti dico, caro Marco, a breve saremo online con il nostro sito toscanatvmotori.it, dove è specificatamente compresa una parte riservata alle moto. Oltretutto manca anche qualcosa, perché la Toscana confina con una parte con il mare e come tale nella nautica c'è uno specifico discorso inerente ai motori, quindi sarà fatta una cosa a parte anche per la nautica. Il perché non abbiamo parlato sinora di moto è perché siamo stati veramente oberati dal discorso automobilistico, però era già nostra volontà farlo, perché per esempio Era già contemplato. tu stesso spesso sei andato a fare dei raduni di motociclisti, Motoraduni, sì, certo. motoraduni o altre Ho fatto attività. anche la Milano-Taranto. Benissimo, oppure i 70 anni della Vespa l'anno scorso. Abbiamo fatto dei servizi specifici, però fondamentalmente rilevati solo sull'evento e non su una continuità. Certo. Questo così abbiamo risposto a Marco. Poi c'è da dire anche una cosa, che in Toscana io prima di seguire l'automobilismo seguivo il motocross o comunque il motociclismo. In Toscana c'è un'attività floridissima di motocross, ci sono diversi impianti, ci sono tanti partecipanti alle gare di motocross, c'è stato un input in questi ultimi anni, 2-3 anni, e non è facile allestire una programmazione a livello televisivo per questa disciplina. Poi ecco, Mugello, qualche gara di motovelocità c'è, qualche gara di velocità in salita anche c'è, non molte, credo 2-3 possano essere, non lo so. Comunque, sono stati anche qua i nostri ospiti che fanno parte del team di Motorsport. Infatti. Poi c'è forse qualcosa di trial, non so, non ne sono a conoscenza. Però il motocross sicuro. Motocross, ecco, sarebbe bello, bellissimo poterlo proporre, però serve chi lo segue, serve chi lo riprende. Servono le immagini e poi dopo appunto, bisognerebbe allestire una trasmissione quasi a sé stante. A mio avviso si può fare anche di questo momento un appello. Se c'è qualcuno interessato a fare il giornalista e il videomaker nelle gare di motocross in Contattateci, Toscana, potremmo imbastire un discorso. siamo aperti, la porta è sempre aperta. Bene, ultima cosa per rispondere alla tua domanda è, non sapevo dell'esistenza, e qui mi scuso, di un trofeo che si chiama Tuscan, riservato alla regolarità, perché anche qui c'è un campionato regionale, ovviamente AC-Sport, quindi con il placet della federazione, per questa specialità. Ed è una cosa particolare perché delinea anche qui tutta una serie di appassionati che corrono con le loro vetture storiche, cose del genere, in questa specialità che è quella che per gli amanti si chiama con i pressostati, quelli di quando passano, per cui è una non tanto di velocità ma quanto di precisione. Certo. E questa è una Proprio cosa sancita dai pressostati. perfetto, ed è una cosa molto valida. Non ultimo l'hanno fatta, ci siamo occupati del Gran Premio del Mugello storico, la rievocazione, come gara di regolarità. Per quest'anno era valida anche per il campionato italiano. Hai qualcos'altro da dire, qualche cosa che non abbiamo detto, sottolineato prima di lasciarci? No, assolutamente. Allora siamo stati belli, tondi. Siamo e stati tornati. bravi. La nostra discussione in famiglia, anche per voi. Gli orari. Perfetto, Lorenzo da buon costruttore e da buon integrato mi ricorda quello che devo dirvi. Allora, vi avevamo detto che quest'anno passavamo col canale 18 al giovedì, ma ho avuto una riunione con l'editore e stante l'attuale stop del calcio dalla prossima domenica, perché si chiude il campionato di Serie A e quindi
chiudono determinate trasmissioni di supporto alla Fiorentina, che si sa qua in Toscana è la squadra che va per la maggiore, si libera lo spazio che noi avevamo precedentemente sul canale 18, quello del sabato, che era un appuntamento di quelli che voi stessi ci avete indicato come il migliore rispetto a quello di giovedì, perché il giovedì slittava verso mezzanotte. Quindi, riassumendo, torneremo dalla prossima settimana o dagli inizi di giugno sul canale 18 come passaggio unico alle ore, udite udite, 23, quindi in un orario direi molto appetibile e molto positivo. Invece sul 194 anticipiamo, e non più alle 23.30, bensì dalle 22.45 alle 23 massimo, il giovedì come primo passaggio. Dopodiché ogni giorno, da venerdì al prossimo mercoledì, andate sulla pagina Facebook di Toscana TV Motori e trovate le indicazioni di tutte le repliche sul canale 194. Quindi 9 puntate in generale, di cui 8 sul canale 194, compreso il primo passaggio del giovedì, e una sola sul canale 18. Secondo me non sarà sola, perché poi durante l'estate i palinsesti tendono a rarefarsi, per cui l'editore mi ha detto che qualche spazio poi ci sarà ancora fra domenica e lunedì sul 18. Iniziamo a tornare al nostro vecchio orario, che è quello sempre in cui c'è la fidelizzazione dell'appassionato di motori, per cui credo che questa sia la cosa basilare. Allora, abbiamo preso tutti nota, quindi... Dopo lo metteremo anche in sovraimpressione mentre parlavo, quindi questo è. La cosa importante è che posso dirlo perché grazie anche al grande lavoro di Gabriele Michi e di un personaggio che lui conosce molto bene, dai primi giorni di giugno sarà finalmente online il nuovo sito di Toscana TV Motori. Lo riconoscerete subito perché è una grafica molto accattivante, ci saranno tutte le nostre puntate, tutti i nostri servizi e sarà aggiornato quotidianamente dalla redazione. Questo è quello molto che bene. mancava. Avremo tutti preso nota, anche Alessandro avrà preso forse nota. No, Alessandro poi dopo, oltre a mandare tutti i vari comunicati, magari ne avrà uno da cui postare, o lui o Michi, ma vedremo anch'io, e faremo. Grazie dunque ad Alessandro, grazie a Gianfranco, che poi come dire siamo sempre insieme qui. Siamo arrivati al momento del blocco ACI con i prestigiosi servizi griffati ACI Sport, si occupano come sapete dei trofei e dei campionati italiani più importanti a 360 gradi. Bene, è il momento di questo spazio. Lo scenario è completamente cambiato per il quarto appuntamento del campionato italiano rally. Infatti, dopo aver abbandonato la storia delle corse su strada, ovvero l'asfalto della Targa Florio, purtroppo quest'anno funestato dall'incidente che ne ha decretato l'annullamento, il CIR è approdato sulla terra del 24esimo Rally Adriatico, classico appuntamento che apre la parentesi dedicata alle strade bianche. Proprio per questo motivo l'appuntamento marchigiano è risultato valido anche per il neonato campionato italiano Rally Terra, seconda tappa in calendario dopo l'apertura del Liburna Terra. Dunque gara importante dalla doppia valenza, in particolare per il CIRT, visto che il coefficiente per questo rally era 1,5. Così le migliori risorse del CIR e del Terra si sono ritrovate sulle strade marchigiane per affrontare le 15 prove speciali in programma, determinanti per le due classifiche. Paolo Andreucci, Simone Campedelli, Umberto Scandola, tanto per citare i primi della classe in campionato, erano così pronti a misurarsi su un fondo sempre affascinante, ma che spesso nasconde 1000 insidie. Motivazioni diverse, ma tutte con la stessa finalità, la vittoria. Come già detto, nonostante una sola gara disputata, c'era anche molto fermento per il CIRT, con Giacomo Costenaro, leader provvisorio, e Daniele Ceccoli, campione in carica, subito dietro, ad inseguire. Naturalmente non finivano qui i motivi di interesse, visto che il rally risultava valido anche per i campionati italiani 2 ruote motrici, Junior e R1, oltre che per i monomarca come per esempio il Suzuki Rally Trophy.
Il motivo in più e anche forte era invece rappresentato dal debutto sulla terra del CIR del finlandese Kalle Rovanperä. Il 16enne, vera promessa mondiale, in particolare su terra, si doveva misurare con i nostri esperti senatori, ma anche con l'altro 16enne, il boliviano Marquito Bulacha, anche lui molto bravo al debutto nel Liburna Terra, che ha scelto il CIRT per evidenziare le sue doti di guida. Così, esaurita la passerella serale di Sinigallia, la carovana del rally si preparava alla prova speciale di apertura del sabato, ovvero Colognola 1, che serviva a fare classifica ma soprattutto a fornire le prime indicazioni su possibili protagonisti. A firmare per primo ci pensava Umberto Scandola, navigato da Guido D'Amore in gara con la Skoda Fabia R5 di Skoda Italia Motorsport, che ci teneva a confermarsi il re dell'Adriatico, considerato che ha al suo attivo ben 4 vittorie assolute negli ultimi 4 anni. Decisamente a suo agio si ritrovava anche il finlandesino volante Kalle Rovanperä, che, navigato da Pietiläinen al volante della Peugeot 208 T16 R5 di Peugeot Italia, stampava un grande secondo tempo assoluto a 2 secondi dalla vetta, davanti di 1-1 al pur ottimo Simone Campedelli, alla sua destra Ometto, che alla guida della Ford Fiesta R5 della Orange One Racing precedeva anche lui di un solo secondo e 1 l'altro sorprendente sedicenne, il boliviano Marquito Bulacha, alle note Mussano, che utilizzando la Ford Fiesta R5 del team RF metteva dietro fior di piloti, a partire dal pluricampione Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi al volante della Peugeot 208 T16 R5 di Peugeot Italia, anche se per un solo decimo. Sesto assoluto, ma primo nel CIRT Niccolò Marchioro, alla sua destra Marchetti, che nell'occasione mostrava molta più determinazione al volante della Peugeot 208 T16 R5 del Power Car Team. Con queste premesse gli equipaggi in gara si dirigevano verso la seconda speciale in programma, ovvero Santo Stefano, dove il veronese di casa Skoda confermava la sua assoluta predilizione per il Rally dell'Adriatico. Vittoria con tutti gli altri ad inseguire, a partire dall'ottimo Rovanperä, insidiato da vicino da Simone Campedelli, Andreucci, nonché l'altro sedicenne Marquito Bulacha. A Venale 1 chiudeva il primo trittico di prove e praticamente nulla cambiava nel CIR, mentre rimaneva apertissima la lotta nel tricolore terra, con Andrea Dalmazzini, alla sua destra Albertini, al volante della Ford Fiesta R5 del X-Race Sport, che poteva contare su un vantaggio di appena 3 decimi nei confronti di Niccolò Marchioro, alle note Marchetti, che invece utilizzava in gara la Peugeot 208 T16 R5 del Power Car Team. Insomma, il rally viveva sulla doppia sfida nel CIR e nel CIRT, e dunque l'attenzione era massima. Attenzione che si spostava sulla ripetizione delle 3 prove speciali iniziali, dove poco cambiava nell'assoluta. Pur non registrando grandi distacchi, continuava infatti la marcia perentoria di Umberto Scandola e Guido D'Amore con la Skoda Fabia ufficiale. Cambiava invece la situazione per Marquito Bulacha, visto che il boliviano incappava in un incidente nella quinta PS e così salutava la compagnia, salvo rivederlo nella seconda tappa grazie alla regola del Super Rally, che permette di rientrare in gara nella tappa successiva. Nel tricolore terra si registrava il sorpasso di Niccolò Marchioro ai danni di Andrea Dalmazzini. Bella lotta tra loro, con Dedo Inglesi in gara con la Skoda Fabia R5 del team Motorsport Italia a rappresentare il terzo incomodo, 12-2 dalla vetta, nonché Daniele Ceccoli in coppia con Capolongo al volante della Ford Fiesta R5 del team D-Max, che accusava un ritardo di 14-5, oltre a qualche problemino di alimentazione. Degli altri, bene la marcia di Andrea Nucita in coppia con Vozzo, che utilizzava al meglio la sua meno performante Skoda Fabia Super 2000, mentre negli altri tricolori si metteva in evidenza Marco Pollara, alla sua destra Princiotto, che utilizzava molto bene la Peugeot 208 R2 ufficiale. Infatti alla fine della prima giornata incassava il gettone del primo classificato nelle 2 ruote motrici, mentre nello junior aveva la meglio il bravo Damiano De Tommaso, alle note Ferrara, che sfoderava una bella prima frazione di gara al volante della Peugeot 208 R2 del Power Car Team. Il varesino primeggiava anche nel trofeo Peugeot Competition, dallo junior all'R1, con la vittoria di Stefano Strabello, navigato da Scardoni, che aveva la meglio anche nel Suzuki Rally Trophy.
Dunque, primi punti assegnati nel CIR, mentre per il campionato italiano Rally Terra si chiudeva una prima importantissima tappa con il vantaggio di Niccolò Marchioro, che si portava in dote 7 secondi su Andrea Dalmazzini. Oggi è andata veramente bene, la macchina non ha avuto il minimo problema, le Michelin sono estremamente performanti e abbiamo solo sfruttato al meglio quello che avevamo a disposizione e l'abbiamo sfruttato bene. Seconda giornata che registrava soprattutto la battaglia ravvicinata tra Scandola e Campedelli, con quest'ultimo che riusciva a portare a casa la vittoria anche se nella complessiva emergeva ancora una volta Umberto Scandola. Grande successo per il veronese di Casa Skoda, che ha raggiunto la quinta vittoria nella gara marchigiana, così eguagliando Andrea Navarra, anche lui con 5 vittorie all'attivo. Terzo gradino del podio per Paolo Andreucci, che così non perdeva tantissimo in chiave campionato. Campionato che comunque si riapre con Scandola secondo a 6 punti, mentre terzo, a mezzo punto dal veronese, si ritrova Campedelli. Sì, tutto come da copione, siamo infatti contentissimi. E i ragazzi, l'ingegnere ha fatto un gran lavoro perché in pochi chilometri hanno trovato subito la quadra del setup della macchina e ieri in particolare eravamo molto veloci. Oggi Simone Campedelli era veramente molto veloce e ci ha dato del filo da torcere, però in ottica campionato insomma la vittoria di questa gara è importantissima. 70, destra 2 più 40, sinistra 3 meno, subito dosso pieno dritto, subito sinistra piena no, subito destra 4 stringe, subito sì sinistra 4, per sì poco, destra 3 più, con no sinistra piena lunga, ok, no sinistra piena lunga perché io destra 3 buona, chiude, stringe, subito sì poco, sinistra 3, apre, con no, sinistra 4 su dosso, con frena, destra 3 buona, subito sinistra 3 meno, 100, destra piena, 100. Sì, diciamo che ieri ero molto più al limite in quanto abbiamo cercato di adattare il setup nella prima tappa per renderlo più come lo volevo io, per riuscire a guidare un po' meglio la macchina e forzare di più. Purtroppo con un ritmo così alto eravamo veramente sul filo del rasoio, ho fatto un piccolo errore che ci è costato la seconda posizione. Super 3D lunga 20, su dosso dritto e corta super 3D in 3A, 30, 3A e 3D chiude meno in tieni 4A, corta 4D su dosso 30, 3D lunga 10 su dosso chiude meno 10, 6A 20, 1A 20, 3D 40, palo stretto no, 3D apre 4 e tieni 3A e 1D e corta 2A, 3D su dosso dritto. Siamo riusciti a contenere un po' il distacco che gli anni scorsi era stato un po' più importante tra noi e gli avversari. Dobbiamo sempre migliorare sulla terra, ma ieri il secondo posto, oggi il terzo, abbastanza vicino con i tempi, ci fa ben sperare, vuol dire che insomma sulla terra abbiamo migliorato. La frenata, attenzione sinistra 3, meno lunga dentro, 60, al palo, sì 3 meno lunga, polita dentro, tiene, 50, sinistra 8, bertaglia subito, destra 5 più, taglia un quarto, sinistra 5 finita, e prima degli alberi taglia 5 vai butta a fondo, e sì sinistra 6 più 50, attenzione, sì destra 4 meno, con taglia 4 più corta, diventa 5 più su dosso, 40, occhio, destra 4 meno con polica, sì sinistra 2 vai lunga, 200 a vista.
Solo conferme per gli altri campionati, con Pollara Princiotto nelle 2 ruote motrici, De Tommaso Ferrara nello Junior come nel trofeo Peugeot Competition, Strabello Scardoni nell'R1 ma anche nel Suzuki Rally Trophy. Situazione praticamente identica nel tricolore terra, dove dopo una bella lotta si confermava un ottimo Marchioro in coppia con Marchetti, davanti ai bravissimi Dalmazzini, Albertini e Ricci Biordi. Ma dai, direi che è andato tutto per il meglio, siamo partiti direi bene già da ieri mattina, abbiamo sempre mantenuto la prima posizione. Devo ringraziare il team Munaretto e gli pneumatici Yokohama, perché qui veramente penso abbiano fatto la differenza. Noi abbiamo spinto al 100% e finalmente è arrivato questo risultato. E siamo addirittura d'arrivo, giusto il tempo di salutarci e darci appuntamento per la prossima settimana con la 12ª puntata di Toscana TV Motori. Non mancate!